Porte aperte ai tifosi, ma solo una ventina di sostenitori hanno deciso di assistere alla prima uscita dietro le quinte dell'Acragas. Ieri pomeriggio sul rettangolo di gioco di Fontanelle la comitiva biancoazzurra, ancora a ranghi ridotti, si è confrontata in famiglia. La partitella, scandita da due tempi di 30 minuti, ha comunque consegnato le prime indicazioni, i primi elementi utili di valutazione al riconfermato tecnico di Napoli. L'Acragas A ha prevalso sull'Acragas B con il punteggio di 2-0. Il sigillo inaugurale porta la firma di Longo, lo stesso che fece gioire la città con la sua rete nell'ultima gara play-out contro il Melfi, regalando la salvezza alla squadra. La seconda marcatura è stata messa a segno dal giovane Minacori, che nella prima frazione, chiusasi a reti bianche, era stato schierato con l'assetto B. Nonostante i pesanti carichi di lavoro a cui sono stati sottoposti i giocatori in questi primi giorni di preparazione dal professor Albarella, quasi tutti sono sembrati in buone condizioni. In campo sono scesi parecchi giocatori in prova con il club biancoazzurro, schierati anche il portiere Amella e l'attaccante Tripoli, mentre il difensore Mileto non ha preso parte alla partitella per un affaticamento muscolare. Domani, con fischio d'inizio alle ore 17, l'Acragas giocherà un'altra amichevole. Sarà di scena allo stadio Valentino Mazzola contro la San Cataldese, formazione che milita nel campionato di Serie D. Un altro importante test programmato per il 3 agosto, sempre alle ore 17, in trasferta affronterà il Raffadali, impegnato nel campionato di eccellenza.